Buongiorno, benvenuti per questa nostra puntata di 7 in punto. Questa mattina sono veramente felice di avere ospite Matteo Strucul, eccolo qui, buongiorno, benvenuto. Alessandra, buongiorno, ciao, è sempre un grande piacere essere Siamo qui. riusciti finalmente a combinare di avere questa intervista con Matteo Strucul, che è padovano, è uno scrittore che sta avendo un successo strepitoso sia in Italia che all'estero. La sua trilogia dei Medici ha fatto il giro del mondo, non so quante lingue è arrivato il numero di traduzioni. 14 lingue il numero è stato tradotto, ma è un giovane veramente molto impegnato che non si ferma e continua a progettare nuove storie, nuovi libri per tenerci sempre incollati alle pagine dei suoi libri. L'ultima già veramente affermato successo è dedicato a Giacomo Casanova, La sonata dei cuori infranti, un periodo bellissimo per te, premio Bancarella, sei stato anche a Padova stessa insignito del premio alunno dell'anno, e quindi anche nella tua città c'è stato questo grande riconoscimento, e poi le fiere del libro, tante cose che ti sono successe, tutte belle e positive. Dici tu che questa giostra su cui sei salito dalla trilogia dei Medici, che è stata la rampa di lancio, diciamo così, ad oggi, che cosa ti ha portato e come stai vivendo questo periodo? Ma è intanto grazie insomma, per questa introduzione meravigliosa, ma è un sogno, no? Che è diventato realtà. Io sognavo da bambino o di diventare un romanziere come Dumas o una rockstar, e della rockstar mi sono ottenuti i capelli. Per il resto davvero è quello che ho sempre voluto fare, e l'idea di poter vivere della mia scrittura è un dono straordinario, e la mia gratitudine in qualche modo cerca di manifestarsi attraverso le storie che scrivo. Ho avuto la fortuna di vivere in Italia e di nascere in Italia, e quindi credo di avere un grande debito di gratitudine. Provo a sdebitarmi o a meritare questa fortuna scrivendo delle storie, questo sì, che la omaggiano, per cui sia il Rinascimento fiorentino con i Medici sia il Settecento veneziano vanno in questa direzione, perché credo che come italiani forse tendiamo a coltivare un po' troppo l'oblio e troppo poco la memoria, e quindi questo è il mio tentativo, quello di andare a raccontare un'identità, una tradizione e un'eredità di storia, arte, bellezza e cultura che è unica al mondo, che ci è invidiata da tutti, e perciò, come dicevi tu... E questo si legge nelle tue pagine, proprio c'è questa memoria, non soltanto il gusto della storia, ma proprio la volontà di fare come togliere un po' la polvere, dire siamo questi, siamo cresciuti qui, questa è la Mitteleuropa, tutto sommato, cioè ci porti anche in un contesto meno provinciale. Insomma, siamo arrivati nel 2018 e scopriamo che eravamo meno provinciali nel 700, nel 300, insomma, e questo è molto bello di quello che fai. Ma hai perfettamente ragione, nel senso che è davvero così, e credo che in parte questo fatto l'abbiamo dimenticato perché nel dopoguerra c'è stata, soprattutto nell'area del Veneto, insomma del nord-est, c'è stata una giusta e comprensibile rincorsa a cercare un benessere che inevitabilmente, dal quale eravamo molto lontani per come eravamo usciti dalla guerra. In questo però forse, in questa rincorsa, a diventare quello che poi siamo riusciti a diventare, cioè quello che viene definito, no? Il motore economico dell'Italia, eccetera, anche se poi la crisi ha azzannato con durezza quest'area, questa regione, però siamo ancora qui, ci diamo da fare, e forse potrebbe essere arrivata una stagione in cui potremo provare a guardarci indietro e a capire, come dicevi giustamente tu, da dove veniamo, no? E quindi in questo senso, se vogliamo, questa è anche un po' la vittoria delle mie storie, lo dicevo prima. Perché non è per niente autocelebrativa, no, assolutamente, è proprio una fotografia di quello che è stato, e anche appunto il tentativo di allineare un po' la storia e dargli una visione a più ampio spettro, e anche in questo libro, che pure potrebbe essere considerato un libro facile, perché Casanova, Venezia,
Venezia, e Tiepolo, e Benedetto Marcello, insomma diciamo che stiamo parlando proprio dello splendore in assoluto per quanto riguarda, anche se poi siamo vicini alla decadenza, come sempre, certo, il massimo splendore c'è vicino alla decadenza. Invece tu hai voluto andare ancora più a fondo, far vedere le trame, far vedere non soltanto la celebrazione ma anche l'oscurità dietro a questo. Ma allora è verissimo, da una parte si potrebbe dire ti piace vincere facile, è vero, dall'altra parte però dico anche capita sempre più di rado, almeno dal mio punto di vista, lo dico da lettore, di leggere autori che raccontino in grande. Si tende un po' a raccontare storie magari piccole, storie di coloro che non sono così famosi nella storia, e va benissimo perché quei temi comunque sono universali, cioè raccontare la storia di una famiglia o di un amore eccetera, anche magari di un personaggio inventato che però rappresenta una piccola categoria, è certamente un'ottima idea e la rispetto infinitamente, però penso che abbiamo un po' smarrito l'ambizione o l'incoscienza, nel mio caso, di raccontare i grandi personaggi, per cui da un certo punto di vista sì, vincere è facile, dall'altra però c'è anche tutta la responsabilità, anche la paura, lo confesso sinceramente, di andare ad affrontare Casanova e il Settecento veneziano. Poi, come dici tu, il tentativo è anche quello di rendere la complessità di quel periodo, per cui verissimo, come dicevi tu, il massimo splendore nel momento della decadenza, e poi però anche appunto andare a raccontare per esempio Casanova non più soltanto come tutti noi l'abbiamo conosciuto, in base alla cinematografia, in base anche a quello che lui stesso ha raccontato nella sua autobiografia, come un grande seduttore, certo, ma anche come un appassionato di teatro, come un letterato, come uno spadaccino, come un uomo d'azione, come un cabalista, un grande viaggiatore. Infatti, e tutto questo emerge, certo, c'è una spia, e tutto questo emerge, allora, o almeno spero emerge nel romanzo. Entriamo un po' nel vivo di questo libro e facci tu un po' entrare anche nella costruzione di questo racconto che hai voluto fare, di questa figura così emblematica e così piena di fascino ma anche di mistero, perché appunto poi Casanova fu al centro di mille trame attraverso questi corteggiamenti, e proprio da un corteggiamento hai fatto nascere questo libro che inizia però con un grande omaggio. Beh, naturalmente sì, c'è un grande omaggio a Venezia e c'è questo rientro, diciamo così, da parte di Casanova, che arriva da un viaggio, spesso erano viaggi, come dire, necessari, nel senso che un po' lui amava viaggiare, un po' lo amava per forza, perché era tale la sua carica eversiva, mi viene a dire, per l'ordine costituito veneziano, che si ritrovava spesso a uscire dalla città, e quindi c'è questo suo rientro e questo arrivo alla cantina I Domori, che è uno dei baccari, forse il baccaro più antico della città, ed era da lui molto amato perché aveva due entrate o, dal suo punto di vista, due vie d'uscita, che è sempre un'ottima idea, insomma, nel suo caso. E allora, quindi... dai, sentiamo qualche riga allora di questa cantina Domori, come l'hai raccontata, perché anche nello stile è bellissimo, io prima gliel'ho detto, prima di iniziare l'intervista, sembra un po' di dondolare nella laguna in questo libro. Sentiamo. I lunghi capelli color carbone gli ricadevano sul viso in ciocche disordinate e lucenti. Gli occhi, in parte nascosti dietro un ciuffo ribaldo, lampeggiavano un irriverente color acquamarina e rivelavano un'energia non comune. Un sorriso bianco gli tagliava il viso, mentre se ne stava comodamente seduto a un tavolaccio in legno. Si gingillava con un goto, un bicchiere in vetro, incerto se gustare la malvasia dalle sfumature chiare che vi era appena stata versata. Situata nel sestiere di San Polo, nei pressi di Rialto, la cantina Domori non era certo il miglior baccaro di Venezia, anzi godeva di pessima fama, frequentata com'era da balordi e avventurieri della peggior risma. Era però l'osteria più antica della città e su un fatto concordavano tutti: vi si servivano i vini migliori della Serenissima. Il goto dei vin dei Domori non temeva confronti. Inoltre, un'altra caratteristica la rendeva unica: godeva di due provvidenziali entrate, l'una da Calle Domori, l'altra da Calle Galeazza. E dato che Casanova era l'uomo che era, un doppio ingresso, o meglio, una doppia via d'uscita, era quanto di più utile
potesse chiedere a un bacaro. Bello, molto, molto, molto bello, sembra proprio di entrare in questa osteria malfamata, piena che poi è un po' un ambiente che tu sai ritrarre benissimo, tra l'altro anche in altri libri che hai fatto. Molto ti piace andare tra il popolo, andare anche oltre a raccontare queste figure così nobili come è stato con i Medici, Casanova, queste persone con questa allure bellissima. Ti piace però che siano dentro una vita del popolo? Sì, quotidiana, certo, anche perché devi dare, almeno il mio tentativo è quello di dare al lettore sempre una dimensione per cui la lettura di un libro sia un viaggio nel tempo, e quindi lavorare sui dettagli, sulle atmosfere, sulla moda, sul quotidiano, come dicevi giustamente tu, e quindi insomma raccontando anche la forma mentis delle varie classi, no? Per cui certo c'è la nobiltà, certo i mercanti, il doge, l'inquisitore di Stato, ma naturalmente anche l'oste, no? Spinazzi con il codino incatramato che sembra un vecchio pirata e che è così una reminiscenza di Stevenson, l'Isola del Tesoro, eccetera, un romanzo peraltro che ha a che fare con il Settecento. Ecco, c'è tutto questo, quindi ci sono sia le suggestioni letterarie, ma poi appunto c'è anche il tentativo di andare a raccontare una vita che non c'è più, e però rispetto alla quale non possiamo dichiararci estranei, perché siamo, come dicevi giustamente tu, quelle persone lì, arriviamo da di là. Nella nostra memoria c'è quella storia e c'è fisicamente sotto i nostri occhi, tanto più a Venezia, che è cambiata veramente poco nel corso dei secoli. Allora Giacomo Casanova torna a Venezia e cosa combina? Di sicuro non fa una vita tranquilla. No, arriva appunto alla Cantinedo Mori, però qui si presenta a lui una dama di compagnia di una gentildonna, di una nobildonna molto in vista, austriaca, il cui nome scoprirà essere Margarete von Steinberg, e viene, come dire, questa dama di compagnia reca un messaggio, lei vuole che lui si presenti al suo cospetto. Giacomo segue la dama di compagnia, giunge al palazzo e questa nobile austriaca fondamentalmente lo incontra e gli lancia una sfida, conoscendo naturalmente la fama di Casanova, e la sfida consiste nel chiedergli di sedurre una giovane ragazza di nobile famiglia, Jerizzo, il nome della ragazza è Francesca. Se lui vincerà il cuore di questa giovane e bella ragazza, la contessa, donna affascinantissima, anche lei di una bellezza diversa ma naturalmente straordinaria, sarà sua per una notte di passione. È chiaro che Casanova, insomma, con una doppia posta di questo tipo, un po' perché si sente anche, come dire, colto punto nel vivo, cioè è chiaro che lui è in grado di sedurre una giovane ragazza, è fin troppo facile per lui la prova, però ovviamente questa doppia posta in qualche modo lo seduce, lo convince, è solo che da questa sfida iniziale... Mai prendere le sfide tutte le sfide non sono mai facili, vero? Assolutamente, soprattutto se... Anche questa si rivela un po' più complicata del previsto. Molto complicata, soprattutto se è una sfida lanciata da una donna, bisogna stare molto attenti, e lui però ovviamente in questo c'è anche un po' un gioco, come dire, avendo una tale fiducia nelle proprie capacità non può rifiutare, e forse quella sfida non gli è stata lanciata a caso in quel modo, proprio perché la contessa sa che lui non avrebbe mai potuto rifiutarla. In questo modo lui abbocca, come dire, e ne nasce una trama molto più complessa, molto più nera, molto più, insomma, una trama da cui potrebbe non uscirne. Non uscirne, infatti diciamo che è un Casanova un po' insolito, quello che ci propone Matteo Struccul, alle prese anche con un innamoramento, e diciamo una cosa non facile per lui, perché... No, è vero, è un Casanova che dal mio punto di vista voleva andasse in crisi, no? Nel senso che chiaramente si basa sulla lettura, cioè il personaggio è costruito comunque con rispetto e verosimiglianza rispetto al Casanova che noi abbiamo conosciuto nella sua stessa autobiografia, Histoire de mi vie, scritta a Dux in Boemia, ma in lingua francese, però c'è ovviamente il tentativo di andare a, come dire, amplificarne quell'animo pre-romantico che in qualche modo lui aveva, perché era
un ribelle, un irriverente, un uomo che rompeva le geometrie e le regole, come dire, no? della Serenissima, e in questo senso era una minaccia vivente per l'ordine pubblico, da qui ovviamente poi tutti i timori da parte degli inquisitori di Stato, che erano coloro che insieme alla Quarantia Criminale dovevano mantenere a Venezia l'ordine pubblico, e spesso se l'ordine pubblico non veniva mantenuto qualcuno casualmente finiva in acqua e non tornava più su, se andava bene. In altri casi invece c'erano... Che poi l'inizio del libro è proprio uno di questi momenti proprio della giustizia veneziana, che era una giustizia severissima da questo punto di vista, e anche è molto pubblica lì tra le due colonne di Piazza San Marco, c'erano le esecuzioni capitali, e quindi inizia lì il tuo romanzo. Infatti comincia proprio, come dici giustamente tu, tra le due colonne di San Teodoro e di San Marco, ed era lì che veniva approntato il patibolo, la forca, e per tutta una serie di reati erano previste delle pene capitali eseguite in modo terrificante: decapitazione, squartamento, impiccagione. Io comincio con un'impiccagione, tra l'altro come dire, la pena capitale veniva celebrata solo dopo che la vittima, il condannato, riconosciuto chiaramente colpevole di reato, nel mio caso ad esempio si tratta di un'ipotesi di intacco di cassa, quindi qualcuno che in qualche modo aveva rubato del denaro, e siccome l'aveva rubato con la mano, anzitutto gli veniva mozzata la mano per impedirgli di morire dissanguato. Un barbiere gli cuce il moncherino in una guaina di maiale, e questo è come dire, una storia recuperata proprio dai registri della Quarantia Criminale, quindi nulla di inventato, ma purtroppo drammaticamente vero, e gli veniva fatto fare un percorso in cui naturalmente la folla, come dire, faceva tutto ciò che poteva contro di lui. Lo scherno era un elemento importante della pena, diciamo fino così. poi a giungere appunto in Piazzetta San Marco, dove veniva giustiziato, come abbiamo detto, in questo caso appunto con l'impiccagione. Quindi era una Venezia spietata, una giustizia esemplare. Il Consiglio dei 10 era temutissimo, ovviamente, per non parlare poi del momento dell'Inquisizione, in cui appunto aveva un potere anche se l'Inquisizione a Venezia sappiamo che è stata un po' più libera e blanda e anche lontana, diciamo, da Roma, però esisteva. Assolutamente, ma in questo caso appunto erano gli inquisitori di Stato, quindi non gli inquisitori dell'Inquisizione, ma inquisitori di Stato come coloro che all'interno del Consiglio dei 10 erano in 3, un inquisitore rosso e 2 neri, decidevano in merito appunto alle pene per l'ordine pubblico, e quindi erano fondamentalmente cariche laiche quelle degli inquisitori di Stato. Ecco, ci siamo discostati un po' dalla seduzione, dall'amore, dall'innamoramento di cui stavamo parlando, ma proprio anche perché questo romanzo mostra un Casanova nella sua complessità. Lei ha un po' accennato all'inizio, era un musicista, era un alchimista, era un giurista, cioè era molte cose insieme, e questo lo rendeva forse anche pericoloso, perché attraverso tutta questa rete di relazioni e contatti era come se potesse serpeggiare per la città un altro modo di intendere la Repubblica veramente, e infatti. No, hai perfettamente ragione, era proprio così. E dall'altra parte, riportando se vogliamo un po' di più la figura invece nelle geometrie di rapporti, chiaramente era molto seducente un personaggio come questo per le donne, nel senso che era un uomo molto più interessante di tutti quelli che erano troppo impegnati a far carriera, a cercare di corrompere per riuscire a ottenere un posto, no? nella politica veneziana che contava, o nell'arricchire e nel poter comprare, che ne so, la nobiltà, si dicevano, le famiglie le case fatte per soldo, quelle che diventavano nobili perché di fatto compravano i titoli. Ecco, a Casanova tutto questo non interessava. Hanno fatto le prove generali della rivoluzione francese a Venezia, in realtà, col commercio. Sì, infatti, però in questo lui ovviamente si dedicava molto alle donne, e lo faceva e riusciva secondo me a sedurre, anche perché c'era una grande capacità d'ascolto da parte sua, una grande volontà di condividere comunque delle passioni, c'era, ripeto, appunto questa sua anche statura di carattere intellettuale, letterario, che ben si sposava con tutta una serie di salotti, per esempio, importanti, spesso tenuti proprio da nobili donne veneziane. Quindi in realtà, voglio dire, Casanova secondo me aveva un enorme successo, anche perché
con le donne voleva proprio starci, passava un sacco di tempo e stava davvero volentieri con loro, sapeva ascoltarle, creava un dialogo che rispetto a un qualsiasi altro mercante veneziano sarebbe stato molto difficile avere per una donna, intendo, e quindi questo di certo era uno degli elementi, insomma. E da uomo tu come l'hai guardata questa figura? Ma io con invidia, con ammirazione? Ma io con grande ammirazione e con grande affetto. Credo che per il fatto di essere stato una specie di uomo marketing ante litteram, perché poi è lui che si racconta nell'autobiografia, a tratti, come dire, sia stato anche un po' ingiusto nei confronti di se stesso, perché un po' perché certamente anche Narciso tende ovviamente a, come dire, amplificare certi aspetti, dimenticandone magari altri che comunque emergono sotto traccia anche in quello che scrive. E credo che l'idea di tornare a una galanteria, a un far la corte alle donne, eccetera, sia davvero quanto di più importante ci possa essere oggi se si pensa, non voglio entrare nel caso Weinstein, eccetera, eccetera, esatto. ma Casanova aveva una caratteristica, non aveva potere e quindi non poteva abusare di alcun potere, anzi lo cercava perché c'erano dei protettori che in qualche modo lo salvavano da quelle trame di cui parlavi tu prima, un esempio per tutti, il senatore Matteo Bragadin, ad esempio, lui vive fondamentalmente a Palazzo Bragadin grazie alla protezione del senatore. E quindi il suo amore per le donne era davvero puro in un certo senso. Il problema era che, voglio dire, assecondando il desiderio se ne innamorava di una e poi di un'altra e poi di un'altra ancora, quindi l'amore durava per il tempo, insomma, che aveva a disposizione fino all'innamoramento successivo. Questo lo rendeva un po' volubile, ovviamente. Però in questo credo che ci fosse una meravigliosa dimensione del corteggiamento che oggi purtroppo mi pare si sia un po' perduta. E allora in questo credo che la rimpiangano da tutti e due i lati, le donne e anche gli uomini, sai questa cosa. Penso anch'io. Allora, tornando a noi, al nostro libro, appunto questo Casanova seduttore, questa prima parte è, appunto, come hai raccontato, è sicuramente basata su fonti storiche, su una ricostruzione storica, però ti sei anche preso delle libertà di racconto, certo. questa storia d'amore che nasconde in realtà un pericolo molto, molto grosso sia per la città di Venezia che per lo stesso Casanova, cioè le mire dell'Austria ovviamente sulla Serenissima. Si troverà a un certo momento all'interno di una trama intricatissima e quasi di un complotto da cui non so se riuscirà a uscire. Sta di fatto che poi alla fine il romanzo prende le pieghe della storia vera e dell'arresto di Giacomo Casanova, della fuga dai piombi, insomma, che è la parte più avventurosa della sua vita. Questa parte, raccontala tu come l'hai voluta interpretare. Beh, hai centrato perfettamente, nel senso che lui viene condannato ai piombi, fatto storicamente avvenuto nel 1755 a luglio, poi però dai piombi riuscirà ad evadere, è nella storia la prima persona, credo anche l'ultima, che è riuscito ad evadere dai piombi. Questo ne fa una sorta di rockstar ante litteram, perché la sua ho letto evasione... in una tua intervista che hai detto che se vivesse oggi sarebbe Ma penso di sì, perché comunque quell'evasione, così come altri episodi, ma certamente l'evasione gli diede una fama imperitura e del resto il modo anche in cui lui riesce a scappare non lo racconterò, ma è assolutamente, come dire, attento come dire, viene raccontato seguendo i fatti che lui stesso narra nella sua autobiografia, quindi da questo punto di vista è storicamente attendibile perché la fonte è la più autentica possibile, cioè il racconto di Giacomo, però è chiaramente un'evasione piena di colpi di scena, di avventura, il fatto che poi si ritrovi sul tetto di Palazzo Ducale, che da quel tetto non si poteva scendere perché da un lato finiva in cortile dove c'erano gli arsenalotti, dall'altra, e quindi le guardie, dall'altra sarebbe finito direttamente invece in canale. Dove finivano i nemici giurati della Serenissima. Esatto, e quindi insomma inventerà un escamotage per riuscire poi a fuggire. E però in questa sua fuga poi c'è un inseguimento naturalmente e se vogliamo da qui poi, una volta venuta l'evasione, riprende un pochino come dire, il lavoro del romanziere, che è quello di andare a riempire secondo me le zone d'ombra,
immaginando, interpretando, come dire, da questo punto di vista i fatti o creandoli, perché in effetti stupisce, quello che stupì immediatamente fu che nell'arco di un giorno Casanova fu in grado a cavallo di scappare da Venezia e arrivare il mattino dopo a Bolzano, che non è esattamente una distanza così ridotta. Aveva una rete, diciamo così, una staffetta di donne che... Non lo sappiamo, però effettivamente colpisce. È molto probabile sua... che la diplomazia al femminile, diciamo così, sotto banco, come se nel carcere che c'è Radio Carcere, diciamo, il passaparola abbia fatto qualcosa, sarà andato a frutto, insomma, per farlo arrivare così lontano. Volevo chiederti una cosa, anche perché abbiamo solo 5 minuti e voglio farti questa domanda e voglio che tu ci legga qualcosa. Ecco, Venezia è stata raccontata in tanti modi ed è una città difficile da raccontare. Ecco, il tuo sguardo su Venezia qual è stato? Cioè il tuo racconto di Venezia, per uscire un po' dallo stereotipo, Ma ovviamente da una parte avevo lo splendore della Venezia del Settecento, dall'altra c'era anche questo rapporto che mi piaceva raccontare tra Giacomo e Venezia, quasi come se Venezia fosse in realtà la donna che lui ha amato più di tutti, e probabilmente è stato davvero così, nel senso che era una città rispetto alla quale lui era il re, ma era forse più che il re, forse era il matto del re, nel senso che era colui che appunto di fatto era una figura talmente irriverente che era una figura scomoda, e però ovviamente la interpretava in tutti i suoi vizi, perché certo era un grande seduttore, amava il teatro. Era un grande giocatore, ecco, ci siamo dimenticati di dire, spesso insomma lui era una figura piuttosto frequente, che frequentava spesso i ridotti dei teatri dove si giocava a basetta, eccetera, eccetera, insomma a carte, a dadi, e quindi davvero c'erano le feste in maschera, il carnevale, no? Questa figura, questa possibilità attraverso l'anonimato di poter fare esattamente ciò che si voleva. Ecco, tutto questo ovviamente è Venezia. Però poi Venezia è anche la laguna, è anche l'arte, è anche tutto quello che abbiamo detto. Allora provo a leggere un'altra pagina. Giacomo alzò gli occhi e vide il cielo notturno tempestato di stelle. Poi il suo sguardo tornò verso l'acqua. 1000 punti d'argento si riflettevano nello specchio fermo dei canali. Era come avere 2 cieli a disposizione, quello sopra di lui e la lastra verde azzurra della laguna. Non c'era nessuna città con 2 volte del genere e, malgrado gli infiniti difetti, Venezia rimaneva uno scrigno di assoluto e unico splendore. Sorrise. La contessa Margarete von Steinberg aveva lanciato la sfida più bizzarra che gli fosse capitata da molto tempo. Sapeva che celava insidie e inganni, ma, da un certo punto di vista, erano proprio quelle le prove che gli davano piacere e lo chiamavano a compiere gli atti più folli e sconsiderati e perciò romantici. Nei precordi sentiva di non essersi arreso. Non aveva ancora rinunciato all'amore per sposare la causa del potere e del prestigio. In fin dei conti non gliene importava proprio niente. Era un uomo libero ed era più che abbastanza. Non aveva padroni o signori. La sua protezione stava nelle donne che lo amavano e in quella città che conosceva a memoria e che tante volte gli aveva offerto riparo fra i suoi tetti e le sue calli. Ecco, questo è un po', come dire, la sintesi di quello che provavo a dire prima, cioè questo suo rapporto davvero, questa passione straordinaria per la sua città e naturalmente poi per le donne di quella città e forse anche per questo suo desiderio di volersi innamorare tutto sommato. Ecco, magari il senso di questa storia è aver dato finalmente un amore a Giacomo Casanova e provare a vedere che cosa sarebbe potuto accadere in un caso del genere, insomma, come avrebbe reagito. Caro Matteo, ribadisco che sono molto contenta di averti avuto questa mattina qui ospite, in bocca al lupo, perché so che sei pieno di novità, tutte segretate, quindi non posso dirvi niente e quindi aspetteremo con ansia di vedere se all'orizzonte c'è un nuovo romanzo, altre cose, speriamo prima o poi anche un film, perché ovunque scrivono che i tuoi romanzi si presterebbero tutti a alla trasposizione ovviamente cinematografica, chissà chi arrivi
prima o poi anche questa. Nel frattempo speriamo che il Veneto abbia coraggio, perché secondo me questa sarebbe una storia perfetta, e ovviamente bisogna vedere se i produttori, magari i veneti, perché no, e Veneto Film Commission, insomma, decidono di prendere una coproduzione con l'Austria, magari, ecco, così una visione un po' esterna va sempre bene. Certo. Caro Matteo, in bocca al lupo, Grazie, sei bravissimo e tante buone avventure allora. Grazie mille. Grazie anche ai nostri ospiti questa mattina, grazie a voi di averci seguito e ci vediamo domani come sempre. Buona giornata, arrivederci.